storia dell'umanità è una storia di gente che si muove e si sposta. Non ci sarebbe la civiltà umana senza questo fenomeno che dai tempi del Paleolitico in avanti, dall'uomo di Neanderthal in poi, è rappresentata da individui, ma soprattutto da gruppi umani che si spostano in un territorio. L'emigrazione, con la E davanti, o gli emigranti non sono nella percezione della gente la stessa cosa dei migranti e delle migrazioni, così come oggi vengono rappresentate, anche se appunto vera differenza non dovrebbe sussistere. Noi abbiamo invece una memoria delle emigrazioni nostre, perché quella significa da dove uno viene, da dove uno parte. Il fenomeno migratorio dal Veneto e dall'Italia fino all'Ottocento e fino alla vigilia della Grande Guerra aveva delle dimensioni tali che uno non poteva non interrogarsi. Uscivano dai confini del regno una media di 200.000-300.000 persone all'anno, si arrivò al picco più alto nel 1913 con 850.000 emigranti. Dopo molti ritornavano anche, perché l'immigrazione non è un fatto unidirezionale, si va e si torna anche. Negli anni della grande immigrazione si svuotano paesi interi. Il caso di Paese, che è una località alle porte di Treviso, si chiama proprio Paese, il paese che emigra con il parroco perché si portano via anche le campane. Io sono veneto, fino al midollo si dice. Di Vicenza c'è questo fatto che io ne studio da sempre la storia, che adesso come adesso mi costringe anche a fare una riflessione sul mio lavoro di storico rispetto alla città. Differenze fra i veneti di oggi e i veneti che partivano nell'Ottocento inevitabilmente ce ne sono, perché fino a una certa data si tratta di mondi, di realtà, di uomini, di donne, di tradizioni che sono obiettivamente oramai scomparse. La Vicenza che descrive Parise nel Prete Bello è una Vicenza che non c'è più. Viva in Brasile, spera di tornare. Io ho cominciato a fare a ridosso dei convegni sull'emigrazione o su altri argomenti delle iniziative teatrali musicali. Questa mobilità sia a teatro che dove mi è stato possibile, nelle televisioni o alla radio, mi ha consentito di avvicinare un numero molto più elevato di persone. Il rapporto non solo dei veneti ma anche mio personale col vino, insomma è un rapporto molto stretto, inevitabilmente molto stretto. Ci sono e le produzioni e le culture del vino che sono secolari e non sono uno scherzo, è una cosa che va dai contadini, certo i più poveri fra i poveri, come quelli che emigravano, bevevano solo il vino piccolo, il vino proprio da 4 baiocchi, ma non appena arrivavano in America si piantavano le vigne, anche questo è molto significativo.